Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bene, oggi, come promesso, proseguiamo il nostro discorso, interrotto nella puntata precedente, e permettetevi di illustrarvi quelli che sono i famosi impacchi caldi. In mancanza di altri mezzi, sappiate che si può ricorrere anche a uno dei sistemi di impacco, che erano quelli praticati un tempo. Questi impacchi possono essere asciutti o umidi, possono essere freddi o caldi e anche essere locali oppure fatti in modo generale su tutto il corpo. Facciamo un esempio, guardiamo la fasciatura del tronco. L'apporto di calore si ottiene mediante un telo. Questo telo deve essere immerso in acqua molto calda e applicato sulla pelle in modo che possa avvolgere il tronco. Per evitare dispersione di calore, il telo deve essere avvolto in un altro telo, però deve essere asciutto e anche se volete oppure in una coperta non va male. Comunque ci si stende sul letto sotto coperte e piumoni e se è necessario si possono sistemare anche borse d'acqua calda lungo tutto il corpo. La seduta naturalmente durerà il tempo necessario per ottenere una buona sudorazione. Poi vediamo quello che è il fattore di un altro bagno, che è il bagno di sole. Quindi gli impacchi caldi sono quelli, diciamo, artificiali che noi possiamo realizzare qualora magari è inverno o non c'è una condizione climatica adeguata. Altrimenti vediamo bene il bagno di sole. L'esposizione della pelle alle radiazioni solari cosa fa? Produce rapidamente un accumulo di calore nell'organismo che a sua volta reagirà con una benefica sudorazione. Si può facilitare l'accumulo di calore tenendosi in un punto riparato oppure esercitando un'attività fisica. In quest'ultimo caso, al calore solare si aggiunge il calore prodotto dall'attività muscolare. E un altro modo può consistere nel fare un bagno di sole vestiti di nero o magari coperti da un panno nero. Il nero, contrariamente al bianco, non riflette l'irradiazione solare, ma l'assorbe e quindi la temperatura del corpo aumenta allora rapidamente e la sudorazione non si farà attendere. Bisogna però sempre coprirsi il capo per evitare la congestione. Il bagno di sole, attenzione, non deve mai durare troppo perché può in breve tempo mettere a dura prova l'organismo. E cosa succede una volta che l'abbiamo terminato in sicurezza? Lo possiamo concludere con una doccia rinfrescante. Ora guardiamo quello che invece è il massaggio a pressione, che vi abbiamo parlato la volta precedente. Il massaggio a pressione potremmo definirlo piuttosto un procedimento complementare che non un metodo di drenaggio vero e proprio. Perché? Questo tipo di massaggio è comunemente praticato nei bagni di vapore arabi che vengono chiamati hammam, ma però lo potete praticare benissimo dopo qualsiasi procedimento di sudorazione. Il suo scopo è quello di pulire in profondità i pori della pelle aperti in precedenza dalla sudorazione e consiste nello staccare la pelle dagli strati profondi per formare una piega. Questa viene rotolata fra il pollice e l'indice grazie alla pressione esercitata su di essa per poche parole si vanno a spremere quelli che sono i fori
in modo tale da pulire i pori dalle sostanze di rifiuto. Allora, c'è frutta e verdura, però che non esercitano un'azione sudorifera propriamente detta, ma noi ne citiamo comunque qualche campione che può avere un effetto benefico sulla pelle. Quindi troviamo le mandorle, le fragole, i lamponi, le arance, le noci, i limoni, anche i carciofi, gli asparagi, le bietole, il cetriolo, le carote, il sedano rapa, il cerfoglio, il crescione, il cavolo, il ravanello e il dente di leone detto soffione o tarassaco. Però ci sono le piante medicinali che sono sudorifere e provocano e facilitano la sudorazione, specialmente se la pozione è bevuta calda. Quindi l'eliminazione delle tossine avviene logicamente se le piante sudorifere vengono usate contemporaneamente a una delle tecniche di sudorazione. In questo caso si berrà una grossa tazza di infuso caldissimo un poco prima della seduta e un'altra subito dopo. Quindi cominciamo a parlare della bardana. Questa pianta sudorifera è anche diuretica, coleretica e lassativa ed è spesso raccomandata per le malattie della pelle. Potrei dirvi un decotto di 40 grammi di radice per un litro d'acqua e bollire per 10 minuti. Ci sono anche delle compresse, 1 o 2 compresse al giorno, al limite per 3 volte al giorno, e poi c'è la tintura madre che sono 40 gocce per 3 volte al giorno. Poi troviamo la voragine, pianta molto nota per le sue proprietà sudorifere diuretiche. Quindi abbiamo il succo, che sono 2 cucchiaini per 3 volte, e anche l'infuso, che è 1 cucchiaino da tavola di fiori per ogni tazza. Quindi le lasciate in infusione almeno per 10 minuti. Troviamo la camomilla, che è una pianta dalle virtù molteplici. Abbiamo un infuso da 5 a 10 fiori per tazza, li lasciate in infusione per 10 minuti. Poi troviamo anche il succo, che sono 2 cucchiaini 3 volte al giorno. Abbiamo il sambuco. I fiori del sambuco sono diuretici ed hanno una bevanda molto gradevole. Quindi c'è l'infuso, che è 1 cucchiaino da tavola di fiori per tazza, lasciare in infusione per 10 minuti. Queste piante ci sono magari anche libere nei nostri campi, però vi consiglierei sempre di prenderle in erboristeria. Con questo è tutto. Per quanto riguarda il discorso della pelle l'abbiamo concluso oggi e nella puntata della settimana prossima andremo a vedere quello che è l'emuntorio polmonare. Qualora voi foste interessati ad ascoltare le nostre puntate precedenti, vi ricordo che sul sito di Radio Libertà, nella sezione podcast, potete trovare tutto quello che noi abbiamo fatto finora, quindi anche se volete alcuni dosaggi come quello che vi abbiamo detto prima per il decotto, lo potete trovare su quel sito. Grazie mille per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bene amici, dopo aver visto l'intelligenza artificiale, i rischi, i pericoli, ma anche l'aiuto che ci offre, la domanda viene spontanea. Ma quindi questa intelligenza artificiale è un bene o è un male? La risposta sta nel mezzo. Se l'intelligenza artificiale viene utilizzata con criterio, non viene lasciata in mano a dei ragazzini senza la supervisione di un genitore, posso dirvi che è un grandissimo aiuto. Perché?
capiterà molto spesso a tutti voi magari di avere dei problemi con quello che può essere un computer, piuttosto che non aver capito bene un concetto. Ecco, l'intelligenza artificiale riesce a spiegarvelo, perché non fa nient'altro che, in base a ciò che gli abbiamo detto, cercare il riassunto migliore in rete per darvi una risposta esaudiente e corretta. Naturalmente utilizzarla per far truffe, per clonare voce e tutto quanto, questo non va bene, ma non c'è bisogno che ve lo dica. Però sappiamo benissimo che il progresso, qualsiasi novità, viene anche utilizzata per creare qualcosa di negativo, ma non solo l'intelligenza artificiale. Anche all'epoca il computer, quando cominciava a entrare nelle case di molte persone, era un po' una minaccia, si temeva che potesse portar via, e l'ha fatto, alcuni posti di lavoro. Quindi voglio dire, come vi ho detto poco fa, il progresso in parte anche il regresso in alcune occasioni. Però l'intelligenza artificiale oggi viene vista più che altro un po' come un faro di luce all'interno di situazioni tecnologiche che attualmente sono un pochino ferme. Mi spiego meglio: l'era degli smartphone sta pian pianino trasformando, scusatemi, più che trasformando, si sta appunto trasformando in un'era in cui ormai tutto, non c'è più quella novità che vi fa dire: "Wow!" Ci possono essere magari nuovi obiettivi fotografici, nuove interazioni con l'intelligenza artificiale, però non c'è più quell'effetto sorpresa, e questo non vale solo, per una marca, vale un po' per tutti. Quindi era già da anni che le industrie stanno pensando all'era post smartphone, quindi cosa ci sarà dopo il cellulare, che ormai è diventato uno strumento indispensabile, non presenta più delle particolari innovazioni. Infatti, se notate, molte persone non corrono più subito a cambiare il telefono con quello nuovo. Questo sia per un fattore di costi, perché siamo partiti che il telefono costava sui 600 € ed erano già soldi, siamo arrivati che supera quasi 2000 alcuni pieghevoli, quindi saranno cambiati i tempi e i costi. Però naturalmente queste industrie devono vivere con la tecnologia, quindi l'intelligenza artificiale sarà un qualcosa che, assieme a un altro dispositivo che stanno realizzando un team importante composto da alcuni ex membri di Apple, stanno realizzando quello che pare sarà la prossima era post smartphone. Ma tornando alla nostra intelligenza artificiale, la si consiglia, non la si consiglia? Secondo me sì. Un Gemini, un Copilot, una Chat GPT, ormai è indispensabile, nel senso che, come vi ho già detto, all'interno di alcune statistiche han dimostrato che l'intelligenza artificiale viene utilizzata di più delle ricerche con Google, perché ormai siamo in un'era in cui non c'è tempo. Quindi prima della Chat GPT noi cercavamo su internet la risposta, o meglio sui motori di ricerca, la risposta corretta. Oggi non abbiamo più tempo e quindi la dobbiamo cercare al 100% su quella che deve essere la Chat GPT. Non affidatevi però per quanto riguarda i compiti. Mi rivolgo ai più giovani, perché sappiate che siete geni sulla carta grazie alla Chat GPT, ma poi quella che una volta era la lavagna o all'interno di un'interrogazione potreste fare brutta figura. Quindi cercate sempre di utilizzarla con criterio e soprattutto godetevi i vostri anni migliori. Come sempre, la paura che la Chat GPT un giorno possa prendere il posto dell'umano, questa è fantascienza che la lasciamo all'interno di Blade Runner e di Terminator 2, voglio dire, bisogna essere coi piedi per terra. Naturalmente l'intelligenza artificiale che abbiamo in mano noi è un'intelligenza artificiale che ha non uno ma tantissimi lucchetti, è molto frenata, viene utilizzata per l'utente medio, casomai qualche bel disegnino, piuttosto che altre piccole magari animazioni che sono molto in voga nei social, ma state pur tranquilli, godetevi questa innovazione. Vi abbiamo spiegato sia i pro che i contro, che i rischi, che anche l'aiuto che vi può offrire per cercare di sventrare alcune truffe, e per il resto vivete pure tranquilli. Grazie e alla prossima puntata. Omar dropped it.